Sull'asfalto della strada statale 640 sono rimaste delle scarpe, un paio di occhiali da donna nell'apposita custodia e tantissimi detriti. 2 persone, entrambe residenti a Favara, hanno perso la vita morendo carbonizzate a causa di un drammatico incidente stradale verificatosi ieri lungo la statale 640 in direzione Caltanissetta, all'altezza del bivio per Favara in contrada Pioppo. Vi sarebbe stato un tamponamento fra la Fiat Panda vecchio tipo su cui viaggiava la coppia e un Audi A3. Dopo l'impatto la piccola utilitaria si è ribaltata più volte incendiandosi. Per gli occupanti non c'è stata nessuna possibilità di scampo. La prima vittima che i carabinieri hanno identificato è Giuseppe Nobile, 75 anni, di Favara. La seconda è Calogero Stella, 70 anni. I 2 anziani convivevano dall'agosto del 2020. Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Agrigento, quelli del distaccamento di Canicattì, gli operatori del 118 e i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. La vettura, una vecchia Fiat Panda sulla quale viaggiava la coppia, sarebbe stata tamponata da un Audi A3. La Procura di Agrigento, con il PM di turno Gloria Andreoli e il procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo di inchiesta. Il conducente dell'Audi A3, un racalmutese di 41 anni, ha riportato lievi ferite ed è in stato di shock. Soltanto alle 17:30, dopo ore e ore di traffico bloccato stando alla comunicazione dell'ANAS, la circolazione stradale è tornata regolare lungo la statale 640 in avvicinamento al chilometro 18 in territorio di Favara.